Con Zorzato c'è al centro dello studio Francesca Zaccariotto, presidente del Principe Pordenone, che scusa, sono molto stanco della verità, chiedo scusa per l'ingerenza, che sulle vicende che volevo analizzare, quella dei profughi, ha fatto delle proposte, insomma, ha cercato delle soluzioni. Certamente. Condivise nella Lega? Ne parliamo poi. Ne parliamo poi. Poi ho scelto due realtà territoriali perché poi comunque sia queste persone dovranno arrivare nei comuni. Allora un comune della montagna, Calalzo, con il suo sindaco che mi ha detto di averli già rifiutati una volta. Sì, ne parliamo dopo. Non li ha rifiutati una volta? Sì, li ho. Una volta? Spiegherò il motivo. Una volta li ha già rifiutati? Sì, ne ho rifiutati tanti una volta. E poi il rappresentante di un comune, Resano, dove c'è l'assessorato che io non so in quanti comuni esista, Bottero, l'assessorato all'integrazione, originale come definizione o no? Originale, è necessario perché noi stanno pensando di mandarne uno ogni 2000, no? Noi ne abbiamo uno ogni 6, abbiamo il 15 e passa per cento di stranieri e se non vogliamo che socialmente la cosa degradi e scoppi bisogna occuparsene. Chi a quanti? Ma ho detto no perché... A chi? Quando? A quanti? A 100, nella prima proposta, insomma, la prima proposta, tra virgolette, indecente era che a Calalzo arrivassero 100. Perché no, mi scusi. Zaccariotto ride perché 100 sa che si riempie Calalzo. 100 sono tanti, Ma quindi ragione. credo che povero, il minimo che poteva fare era ribellarsi. Come a voi è venuto da ridere, a me è venuto da piangere, insomma, questo è. Adesso vista a posteriori anch'io la giudico così. 3-4 però li potreste ricevere. Ma adesso ci arrivo. Ma chi vi ha detto 100, mi perdoni? Allora, chi vi ha detto allora 100? io ho ricevuto una telefonata dal presidente della mia provincia, certo. Giampaolo Butacin, che mi avvertiva che un albergatore aveva dato a suo tempo, un mese e mezzo prima, la disponibilità di un albergo, poi la disponibilità che si è rivelata non esserci per una serie di motivi suoi tecnici, per cui stavano arrivando nel mio paese questo numero di rifugiati clandestini, poi chiariremo anche questo punto. Dopodiché a metà del pomeriggio il numero si è ridotto a 40, che comunque costituiscono per il mio paese di 2221 abitanti sicuramente un motivo di preoccupazione non soltanto per il sindaco che ha degli obblighi nei confronti della sua popolazione, ma anche per la popolazione stessa, senza sapere chi fossero, da dove venissero. Si capisce che un sindaco che ha l'ordine pubblico tra i suoi doveri si è preoccupato e si è messo decisamente di traverso. Ciò non toglie che altri ragionamenti vadano fatti su quello che dice giustamente il governatore del Veneto Zaia, che dice uno ogni 2000 abitanti. No, Zaia, scusa, su Zaia, le ultime dichiarazioni di Luca Zaia che abbiamo raccolto in una conferenza stampa, se la regia è pronta possiamo andarle a sentire. Questo è bene. Direi che questo è stato un progetto che il prefetto Lamorgese ha voluto portare avanti, prudenziale, perché comunque quei 2000 profughi non c'erano, non ci sono per il Veneto, e il fatto di aver trovato indisponibilità deve fare notare agli amministratori. Quel profugo, o per usare, te lo tieni. Facciamo da profugo clandestino. Chiamalo come lo vuoi chiamare, Scusate, ma in italiano siamo tutti d'accordo, mi pare. È sbagliato, che sbagliato? D'accordo, ma noi vorremmo rimpatrio, non li vorremmo qua. No, non quando si è può... finito, però o parliamo di qualcosa che c'è, perché se no faccio la parte, se devo superare la Val dei Gamberi nel mettere l'articolato un metro più in là, ci sono anch'io. Ho soltanto detto, non pensate che tutti quelli che non vogliamo, se sono in Italia, possiamo rimandarli a casa, perché in assenza di accordi bilaterali non si può fare. Allora facciamo tutti i profughi, facciamo un'unità di profughi, allora poi non possiamo andare in casa. Bisogna avere determinati requisiti Però, che ma sono comunque stati... se anche, no, Zaccariotto, ma se anche non è profugo ed è qua, se non c'è un accordo bilaterale, non lo rimandi a casa, perché i tunisini non erano profughi, ma dovrebbero tenerci in questa parte. emergenza che stiamo gestendo con le province, con i comuni e con i prefetti, poi si discuterà chi la spara più grossa o chi no, riguarda quelli pochi o tanti che sono qualificati dal governo italiano come profughi. Bene, non è punto. Poi lo vediamo dopo l'articolo. Sono fuori tempo massimo. Poi vediamo l'articolo che al Sine Galazzo e sentire anche Bottero, 2 minuti e torniamo. Perché è diviso in due grosse parti. Quello che nasce dal decreto e quello che nasce ai sindaci e ai presidenti delle province per poi la gestione di quello che il decreto ha fatto. Allora io credo personalmente, ma
visti i frutti, perché una pianta si giudica sempre dai frutti che dà e non dalla filosofia che fa, credo che il decreto così come è fatto apra la porta a parecchie infiltrazioni di persone che profughi non sono, tant'è che su 107 che abbiamo in provincia di Belluno, uno è libico, ma gli altri non sono in Libia a lavorare, sono in Libia perché sanno che da quel porto si parte agevolmente e si arriva in Italia. Lo dicono addirittura espressamente intervistati a Santo Stefano di Cadore, dove ne hanno concedati 90, e lo dicono chiaramente: lavoravo in Niger, ho approfittato della guerra in Libia, testuali parole sue, sono arrivato al porto, mi sono imbarcato pagando 300 euro e quindi non 3.000, meno della Ryanair, e sono arrivato in Italia. Il punto è sempre da vedere se una volta che fosse anche non più profugo, se c'è un accordo bilaterale Italia-Niger per poterlo rimpatriare, perché questo è il punto, pubblicità. Finiti i profughi, scusami, se invece che spendere 200 per le persone ne spende 30, il costo è 30. Gli altri restano in tasca. Restano allo Stato. Restano allo Stato, per cui, però il problema è uno. Nel momento in cui io ho, Presidente, il casello e ho emergenza abitativa anche di persone del mio comune, io non vedo perché d'imperio un giorno dovrebbe decidere il prefetto che io devo metterci dentro 2 signori che transitano dal Niger o dal Mali all'interno del mio casello perché io ho deciso magari di non prenderli, e io non posso invece far fronte alla signora Maria di Calalzo che è in difficoltà, strozzata da Equitalia, strozzata e non riesco a dargli un'emergenza, perché sono in emergenza come sindaco ti dico che hai ragione, e credo che Francesca ti dia ragione. Dopodiché il prefetto, in questo caso, la Lombardia come noi ad esempio, il prefetto, quando ne ha 100, se tutti i sindaci, nella loro autonomia, dicono non abbiamo né posti, né... il prefetto prende i 100, fa un campo, da qualche parte ne mette 100, allora quel sindaco, quel comune che ne ha 100 a casa sua, ti dirà, ma perché io ho 100 e gli altri non uno a testa? Ma la politica della divisione era solo per cercare la sua proposta di fare qualcosa, trova consenso, va avanti o rimane scritto sui giornali? No, io ho presentato un vero progetto con anche tutta una gestione da parte della provincia attraverso l'ufficio del pubblico impiego per l'inserimento in attività socialmente utili, con la gestione di 40 euro che dovrebbero essere gestiti direttamente o dalla provincia o dal comune in cambio di prestazioni. L'ho mandata sia al governatore Zaia sia al Ministero degli Interni, perché io dico, se questa è una situazione definita di emergenza, anche la normativa relativa dovrebbe essere di emergenza. Finisco di dire che le risposte, allora la risposta attualmente è data attraverso le leggi che noi abbiamo. Le leggi che noi abbiamo da un punto di vista proprio tecnico non permettono di fare quello che io suggerisco. Quello che però io dico, no, allora, perché in realtà uno che è un rifugiato politico in Italia, secondo le nostre normative, non può lavorare. Quindi io dico, se... deve stare sulla panchina. Allora io dico che il governo, allora nel momento in cui si è dichiarato un'emergenza bisogna gestire in emergenza anche con delle normative ad hoc che vengono fatte perché i sindaci e i presidenti possono gestire autonomamente questa situazione. Invita il governo e il Parlamento a pensare a una legislazione nuova per arrivare. 2 minuti e torniamo. È la stessa proposta dell'altra volta, non arrivano. Se invece la proposta è differente, io credo che ognuno in questa partita, proprio per il dovere di essere amministratore, deve fare il suo. Io non ho purtroppo strutture pubbliche, perché se le avessi le strutture pubbliche le avrei già impegnate per i miei cittadini dando loro casa. Ci faremo portatori tra i privati, se qualcuno dà garanzie. E se nessuno lo fa, il prefetto non potrà neanche individuare un posto da me perché non c'è. Però, ripeto, il tutto è da pianificare, è giustamente da gestire. Se però andiamo avanti con questo sistema, la distribuzione capillare non si realizza. La distribuzione capillare di uno ogni 2000, Calalzo uno ogni 2000 al posto può trovarlo. Ho ripetuto, l'ho detto ancora. Un appartamento di qualche privato potremmo trovarlo. Chiaro che però tutti solidalmente dobbiamo decidere e dividerci per tutti, non può essere solo Calalzo il posto che riceve il posto. La questione potremmo criticare anche la questione dei costi, perché insomma credo che andrebbe a